Buongiorno, sono sempre io, Fernanda Ruffino, ormai mi conoscete, sono un'istruttrice WISP, lavoro con il progetto Reti in Movimento, che è un progetto bello, ampio, con questo meraviglioso gruppo di ragazzi e ragazze inossidabili vi proponiamo ogni volta che ci seguite un corso di ginnastica dolce ma per i diversamente giovani. Quindi non è la ginnastica quella, sì, è dolce, ma con un po' di brio, ok? Quindi, signori e signori, si parte! Vado, attacco, sentite oggi che musichina vi metto? Però partiamo da fermi. Si va? Marcia? E questo è country. Io incomincio a aver caldo, anche se sono sbracciata non mi interessa. Dai, marcetta piccolina! E apro, inspiro. Venite un po' più avanti, o se no sbattete contro, vai, espiro. E giù. Inspiro. Resto e spingo in alto le braccia. Vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Insieme. 8, giù le spalle però, 7, no questo, giù e spingono le mani, le braccia verso l'alto, le spalle stanno giù, ma cosa stai dicendo dite voi, ma è così, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli bene e vado ad ondolare da una parte le braccia e il piedino con la punta, via! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continua a sciogliere e punto il piede, oh yes, sciogli, metti le mani qua intanto e dondolo da una parte all'altra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e là, marcia, 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 stop, braccia, forti e chiudo, apro, chiudo, continuate, divaricate un po' di più le gambe, i gomiti, i polsi, là, si apre senza fare questo, tengo sempre la schiena, non le spalle su, giù e via, up, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, il terzo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, giù le spalle, 8, 7, 6, 5, giù le spalle, 4, 3, 2, 1 e sciogli, mollate bene, molla. Senti che mal qualcuno dice, sciogli, è questo che voglio provocare, sciogli bene, sempre per parte superiore, andiamo tutta la circonduzione
Attenzione, io esagero, no, quindi stringo, pancia dentro se ce la facciamo e rimango, il lavoro è qua sopra, quindi le spalle, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, contrario, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molliamo e per mollare meglio andiamo a fare come fa il turacciolo, quindi mollate bene le spalle, questa volta le braccia e via. Ferma, ferma la testa, via. 8, senza tirar troppo in dentro il ginocchio, un pochino viene, sì, però non esagerate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso insieme pieghiamo poco le ginocchia. Attenzione, continuate, non mi fate questo, dovreste sentire questo e questo, ok? Quindi cercate di mettere le ginocchia un po' più non in dentro ma in fuori. Dai, dai, continuo, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso su e giù, su, vai. 8, non vi preoccupate che fra un pochino vi faccio fare qualcosina io di simpatico. Sì, 7, insieme alle ginocchia, pieghiamo. 8, 7, 6, yeah, 5, 4, 3, 2 e 1 e sciogli bene. Tutto a posto, tutto ok? Sempre parte alta. No, questo però. Sono parallele, rimangono parallele. Stringo, stringo. Vado 1, 2, 8, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai ancora, 1, 2, 3, 4, continuare, 1, 2, 3, l'ultimo, giù le spalle, 2, giù le spalle, 3, 4 e sciogli, mollate, mollate bene, sciogli, sciogli. Mica stiamo ancora seduti, non ho tanta voglia oggi. Allora, bene, c'è sempre parte alta, le mani le tenete morbide, vado a chiudere, è come una rotazione completa, occhio per non fare questo, sempre stringo, stringo, là e poi apro, sempre naturalmente, non inarcate questa parte non deve assolutamente lavorare, quindi il lavoro è spalle e braccia. Partiamo con i palmi verso l'alto, stringo, stringo, via, 1, grande, 2, 3, 4, guardate, le spalle sono rilassate, mettete giù, prova, mettete giù, non posso stare così e rimanere, soprattutto quando faccio la rotazione interna, sempre giù le spalle, quindi un attimo le porto su perché è normale, fisiologico, mi viene, però poi le mollo, ok? Le mollo, quindi non rimango lì in contrazione, ok? Pronti? Sherry, proviamo, via, palmi rivolti verso l'alto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e dolor, sciogli, sciogli bene, molla, molla,
sciogliate, 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 mollate, quando venite giù, vi curvate un pochino, curvate bene la schiena, mi raccomando, almeno adesso potete farlo, quando lo potete fare fatelo, e sciogli bene le spalle. Quando vengo su, chi ce la fa senza problemi, ok, altrimenti sempre questo, non venite mai su da qua in questa maniera, ok? Uguali. Adesso andiamo con un po' di cervicali. Vai, testa, occhio, mollare, se no vi picchio davvero, prossima volta la bacchetta. Vai, testa, avanti e schiaccio poco dietro, via. 1, schiaccio poco, 2, allungo il mento, 3, 4, 5, inspiro, 6, 7, fatelo lento e abbinate, attenzione, inspiro, espiro, quindi tutta l'alzata inspiro, tutta l'abbassata butto fuori, ok? Via ancora, 1, 2, 3, 4, non schiacciate troppo dietro, 5, bravi, 6, 7 e 8, rimango al centro, occhio che è solamente inclinazione, non sdondoli i vari, appoggio bene i piedi in terra, sempre stringo e vai inclinazione, destra e sinistra, via, 8, 7, 6, continuate, 5, siete tutti così, mollate le mani, 4, 3, non dondolo con le spalle, ancora 1, 2, 3, 4, 5 e inclinazione non è rotazione, 6, 7, 8, mi fermo e adesso ruoto, via, 8 anche qui solamente testa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, andate un pochino più oltre rispetto alla spalla, sempre lentamente, 8, 7, 6, lento, 5, se non gira la testa, 3, 2, rimango su un lato e vado a fare tutto un mezzo giro, vai, 8, fatelo piano e allungate bene, 7, 6, lento, 5, attenzione alla schiena, ogni tanto ascoltatevi la schiena, 4, 3, 2 e 1 e stop, mollo. Adesso senza forzare a fare la circonduzione completa, noi la facciamo però molto più morbida, quindi teniamo la testa sempre alta senza schiacciarla troppo e lentamente, lenta e proprio abbozzata, tutto un giro, ok? Se non ce la fate, quindi vi viene più a fare anche indietro, attenzione, quindi non fate questo, qua accennatelo, vai, lento, piccolini, 8, facciamo 4 giri da una parte, 7, fatelo lento se no vi gira la testa, 6, bravissimi, 5, 4 e torno indietro dall'altra parte, 3, senza schiacciare troppo dietro, 2, 1 e stop, molla, sciogli, mollate bene, sciogliamo bene e ci abbracciamo. Attenzione, se ce la faccio, non è un abbraccio lì così, provate a enfatizzare un pochino di più e staccare le scapole, poi inspiro senza fare questo, espiro,
Ne facciamo un po'. Chi vai? Inspiro e giù. Lento, inspiro e giù. Inspiro e giù. Molliamo, siamo sempre così, però morbidi. Facciamo una piccola circonduzione, piccola. Guardate, state fermi lì. Perché devo fare questo? Faticoso, mi gira la testa. No, piccolo. È come se mi cullassi la parte alta del busto. Fatelo lento. Un giro. 2. 3, senza esagerare, proprio un coccolo. 4, torno dall'altra parte. 5, 6, 7, lento, 8 e mollo e sciogli. Come state? Ma sa perché? Lei, come si chiama lei? Come si chiama? Rina, deve venire più spesso. Perché basta una o due. E poi basta. Mannaggia. Beata te. Allora, sempre parte alta, dopo andiamo un pochino più giù, sempre per gradi. Vado e inclino. Senza uscire con l'anca. Quindi no questo. Vai. 8. No questo, mollate. Fate questo un attimo. Molla. Stop. Lasciate che l'inerzia vada fino alla fine. Restano lì. Yes. E adesso vado. E là, 8. 7. 6. 5. 4. 3, ferme le spalle, 2, 1, ci mettiamo anche il braccio, 1, 2, lento, 3, allungatemelo bene, però non fate l'ombrello, è lungo, 5, allungo, 6, 7, 8 e adesso vai, dondoliamo le anche queste le dondoliamo senza niente fare che solo questo. Adesso si potete andare bene destra sinistra. Vai, 8, 7, 6, 5, 4. Quando siamo un po' più carichi queste robe qua vedrete, manca il lazzo, la prossima volta il lazzo, il cappellino, gli stivali, la ciunga ci vuole e vado tutto il giro, esatto, e qua, yes, vai, 7, 6, 5, 4, torno indietro, 3, 2 e 1, scendiamo giù, però ci mettiamo questa volta dietro alla sedia, davanti, pronti? Appoggio bene, piedini, aspetta mi metto, ok, giratela, tenete le mani belle larghe, ok, giù le spalle, stringo il gluteo e vado su e torno giù. Attenzione, non dovete appiccicare, cioè sbattere i talloni a terra, ma è là e giù. Vai, 1, attenzione alle caviglie, 3, 4, 5, giù le spalle, 6, 7, attenzione, rimango là, stringo i glutei, ma forte, come quando vi fanno l'iniezione che viene spontaneo, là, tengo bene, ok? Quindi bene su, e 1, e 2, tenetevi bene, prima di tirare sull'altro appoggiate il primo, 3, 4, giù le spalle, 5, 6,
7, 8, fermi là, sciogliamo, sciogliamo, flettete anche le gambe un attimino, ginocchia eccetera, sciogli bene, rifacciamo un 8 su e giù, dopo su un'altra roba, vai, sempre là, occhio, guardate, questo, non questo, no sta roba qua, se no veramente vi do botte, dritti e appoggiati, non qua e poi bam, se no la schiena vi viene qui. Quindi sempre molto fluido il movimento. Vai, 8 tempi, pronti? Ya, ditemi ya. Molto bene, andiamo, vai. 1, stringiamo i glutei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimango su. 1, 2, e per fuori, 3, stringo i glutei, 4, sì bene, 5, aperto, 6, 7, 8 e adesso posso mollare. Forse ci possiamo sedere? Ma certo che sì! Sentiamo se sì, grazie! Se dovete io ve lo dico sempre, portatevi l'acqua, imparate a bere, anche se non bevete, portatevela qua che così dovete bere, non graspa o vino, quello che è. E whisky, muoro! Ok, questa è bella. Siete seduti quindi non mi potete dire niente, eh? Portate dietro le braccia. Alziamo un poco. Possiamo alzare un po'? Tanto qua non dorme più nessuno. La musica. Vai, vai, vai! Visto che bravi? Avete acquisito anche il senso del ritmo! Vai! Su, destro, sinistro. Sì, continuate però, Continuate, non state così. Vado, via! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ancora! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Non sarete mica stanchi, siete seduti, dai, mo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. L'ultimo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sciogliamo un attimo. Io sono elettrica, quindi adesso insieme a questo chi ce la fa va sempre su e giù, 1 e 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, terzo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respiro? Non siete seduti, dai, in piedi no perché ve stanche, seduti no perché ve stanche, non so. Respiro. Distesi, ok? Non venite più su dopo. No, là. Inspiro e giù. Fate una bella ispirazione e l'ultima volta e su e giù. Sciogli bene. Braccia su
e giù. Attenzione, allungo poco, prendo aria e prendo aria. Vai, 1, 2, inspiro, 3 e vai, 4, 5, 6, 7 e 8 e sciogli bene. Sempre bene qua, sempre appoggiati. Prova, quindi voi non fate, ma faccio io. Da questa posizione stendo e incrocio. Da qua, mentre torno giù slaccio, torno su, incrocio. Quello che riuscite, se ce la fate incrociare bene, ok, altrimenti dove riuscite? L'importante è che ci sia un lavoro di tonificazione interno coscia e anche il quadricipite, ok? Pronti? Vado, via, 1, però rimango, stop, 2, no, alterniamo, giù, 3, state fermi un attimo, siete tutti sbagliati, sapete perché? Cattiva, perché senza rendervi conto fate questo e molti di voi inarcano perché no, cioè la schiena, per quello che vi dico, aggrappatevi bene dietro e cercate di spingere indietro i glutei in modo da eventualmente, se non ce la fate, invece che andare su e incrociare dopo, partite già, estendo, torno, cambio, estendo. Cercate di sentire il lavoro delle gambe, non della schiena, ok? Provate, sentite, è un po' difficilino però, quindi facilitato, oppure se non avete problemi lo incrociamo mentre tiriamo su. Pronti? Da nuovo, via, 1, resto però 2 secondi, torno, cambio, 2, ferme le schiene, cambio, 3, cambio, 4, cambio, 5, dopo mi dite che cosa ha lavorato. Non ditemi sempre le solite cose però, 6, 7, ho detto 7, giù, che cattiva, 8, fermi la 8, mollo, mi stacco un attimo e sciogliamo. Adesso vi interrogo che cosa ha lavorato, è logico che, dai, ditemi cosa. Brava, ecco, brava. Allora, addominali che dicono che gli addominali si fanno solo a terra, cosa non è niente vero. Poi anche i dorsali, brava. Polpaccio, vabbè, i quadricipiti, l'interno coscia, quindi gli adduttori qua dell'interno coscia. Tutto, ragazzi. Com'è? Lavorate tutto? La prossima volta facciamo ginnastica agli occhi, ok? Anche al viso, quello mi manca. Ok, sciogliamo bene. Ci stacchiamo. Staccatevi. Non state lì. Però no questo. Ok? Da questa posizione prova, guardiammi. C'ho le mani, le braccia qua. Staccato da là, apro, chiudo, esatto, enfatizzo di più l'apertura del braccio, la gamba resta là, non è che posso, però il braccio lo sposto senza girare la testa, quindi è questo e torno. E questo, attenzione perché la gamba non parte, non è questo, quindi da qua
e là e torno, apro e torno, ok? Vado, staccatevi bene, però sì, non troppo, se no fate questo e scivolate per terra. Su bene la schiena, giù le spalle. Questo è l'incubo vero che vi sveglia la notte. Giù le spalle, vai! 1, 2, 3, spinga, 3, giù la spalla, siete là, 4, 5, 6, 7, 8, adesso insieme alla testa e un po' di più di torsione del busto. Pronti? Giù le spalle. Vado! 1, 2, 3, anche la testa. 4, 5, 6, sempre inspiro, 7 e 8, un'altra volta sempre questo un po' più forte, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e posso sciogliere. Sciogliamo bene. Sciogliamo, ci appoggiamo. Sciogliamo bene le spalle, le gambe. Adesso andiamo più in scioltezza. Mi appoggio bene, sempre solito discorso, non mi inarcate questa zona, quindi appoggio bene e faccio una leggera alzata di gamba, nel senso che non è solo stesa, ma gli do un piccolo calcino. Che carina. Sempre la destra, guardate. 1, 2, 3. Lo devo però controllare, non è lo controllo e su, quindi faccio più forza in questo muscolo qua. Cerco di tirar su, basta poco, ok? Che non è questo, quindi gli do una spintina in più. Vado 8 volte destra, sciogli, 8 volte sinistra, sciogli, 1 destra sinistra, yes? Pronti? Non mi guardate male. Vado. 1, 2, sempre lo stesso. 3, 4, 5, 6, 7, sinistra. 1, 2, 3. Rimettetevi a posto se sentite che la schiena si incurva. 4, 5, 6, 7, 8, destro e sinistro, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facciamo anche il secondo 8, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sciogli. Come state? Vi vedo sbuffanti. Sciogli, sciogli. Sciogliamo. Io sbevacchio un po'. Salute. Allora adesso su in piedi. Sì, c'è tempo. Ci mettiamo in parte, la sedia la lasciate così, ok? Quindi non dobbiamo girare niente. Vi mettete solo in parte, o destra o sinistra, come volete. Io faccio destra, quindi non sono a specchio. Si sposti un pochino, se no va a sbattere. Ancora, perché se dopo facciamo indietro. Ok. Da questa posizione le braccia sta là, uno, questo sta là, l'altro lì. Apro e chiudo. Attenzione, perché lo stacco e lo stacco. Il piede fa questo, hop, gli do come l'input per tornare, quindi là, hop e torno. È un attimo di sospensione, hop e torno, là, hop e torno, ok? Sempre tutte e due le gambe tese, mano bene appoggiata qui, mano là, vai,
1, 2, 3, 4, giù le spalle, 5, 6, sono tutte e due tese le gambe, tese, 8, ancora stesa, tesa, tesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango gambe divaricate, un po' aperti i piedi, da questa posizione stringo glutei dentro la pancia e vado 1, 2, 3, 4, giù questa spallina, 5, 6, 7, 8, no, 1, 2, 3, 4, 5, bravi, 6, 7, 8, e sciogli. Cambio. Signorita. Pronti? Cercate di avere l'equadistanza, mano al fianco. Vado. 1, 2, gli do l'input, 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8, secondo, 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6, testa dritta, 7, 8, rimango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le ginocchia, 7, in fuori, gli occhietti sono in fuori, gli ultimi 2, dai, 1, 2, 3, stringo gli addominali e i glutei, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sciogliamo, molla, e per sciogliere le gambine incominciamo a dare dei piccoli calci. Attenzione però, non col ginocchio sciolto, sono piccolini, senza dare il calcio. Vai! E mani qua e via. Hop, hop, hop. Vai! Hop! 8, 7. Ma come siamo seri? Un sorrisino. Vai! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso con molta calma io faccio il girino della mia sedia. Vai sempre scalciando un pochino, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Respiro, torno al posto. Giù. E inspiro. E giù. Ultima volta, inspiro. E vi viene voglia di ballare, fatelo. L'importante è fare questo mulinello. Se volete ballare, sdondolarvi, ma molto bene, lo facciamo in avanti un po' di volte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andiamo a destra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, giù le spalle però. 2, 1, torniamo a sinistra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli, mollare, senza pensare troppo. Quello che vi viene da fare lo fate, le braccia si mollano e vado e via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e inspiro.
Sì, ci sono i moscerini che rompono. Inspiro. Ultima volta. Seguitemi me. Sì, dai, 5 minuti dopo facciamo relax. Mettere le mani qua. A me non mi viene da fare questo. Vuoi? Vai. Ocio. Sono piccolini. Dai. E sì. Vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bravi. Vado ancora. Dai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo. 8, poi si respira. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Inspiro, espiro. Adesso vi mettete dietro alla schiena, lo schienale, scusate un attimo. Che cambio! Allora, guardate, adesso allunghiamo, facciamo un po' di relax. Prova, non dovete fare, dovete guardare. Mi metto di qua che così faccio metà, mi vedete voi, dopo dall'altra metà. Le gambe sono tese e cerco di tenere la schiena il più teso possibile, più dritta possibile, quindi non mi fate la gobba. Per non far la gobba devo stringere bene i glutei, mettere dentro gli addominali, allungare bene le spalle, la testa non è né così ma è lì. Rimango inspirando ed espirando, quindi inspiro ed espiro 4 secondi, sempre in allungamento, che non significa questo con le spalle lì, la testa. No, l'allungamento è proprio allungamento. Quindi lunga la schiena, lunghe le spalle, lunghe le braccia, lunga la testa, gambe belle tese, pronti che si va, via. Preparatevi bene, cercate di sentirvi, giù le spalle e allungate, conto 4 secondi, 1, 2, 3, lunga la testa, 4. Prima di venire su faccio una piccola gobba di gatto, lentamente cammino a piccoli passetti verso lo schienale, fatelo piano, sempre tenendovi. Quando sono arrivata su, sciogli e mollate bene, sciogli bene. Ultima volta, 2 volte lo facciamo, di nuovo tiro, vado indietro, stringo addominali, stringo glutei, giù le spalle, lunga la schiena, lunga le braccia, lunga la testa, conto 4 secondi, lunghi, 1, giù le spalle, spingetele indietro, non davanti alle orecchie, dietro alle orecchie, 2, 3, 4, questa volta piegate prima un po' le ginocchia, gobba del gatto e lentamente vengo su. Fatelo piano, tenetevi fino alla fine. Sciogli bene. Facciamo un po' di stretching in piedi, dopo per il resto ci mettiamo sedute. Guardate, sempre come prima, quindi in parte allo schienale della sedia, la gamba esterna, da questa posizione la allungo, ocio però, se sono qua non posso metterla là, mi rabalto, e qua, lì, è parallela, vedete che se io la avvicino è parallela, non si sposta, il ginocchio davanti è piegato,
non fa questo, non fate questo, ok? E tengo, se riesco, il tallone un po' spinto verso il basso. Se ce la faccio tutto, non mi deve fare male, meno qua, se no, quello che riesco, sento una tensione, mi basta. Piegate però il ginocchietto qua davanti, ok? E mantenete ferma la posizione. Pronti? Dai, questa era prova. Via lento. Piego subito il ginocchio. Stendo bene dietro quello. Attenzione, non resto così con la spalla, ma la porto giù, appoggio bene. Insieme alla gamba lo stesso braccio. E rimango là. 4 secondi. 1, 2, 3, 4. Lentamente giù il braccio. Mi aiuto a venire su. E sciogli bene. Sempre lo stesso, sciogliete anche quella che fa da perno, sciogli sempre la stessa gamba una seconda volta. Pronti? Inspiro, espiro, mi appoggio, inspiro, rimango lì, buttate fuori l'aria, 4 secondi, 1, 2, 3, 4, lentamente inspiro e buttate fuori l'aria, sciogli bene, cambio, 2 volte, appoggiatevi bene, se volete così, se volete girarla per star meglio, uguale, un appoggio ce lo dovete avere. Pronti, vado, inspiro, espiro, porto dietro, mi preparo con la posizione giusta. Inspiro e butto fuori l'aria, giù le spalle, conto 4 secondi, attenzione ginocchio non davanti al piede, 1, 2, 3, testa lunga, 4, inspiro e sciogli, molla, molla, sciogliamo, seconda volta, pronti, inspiro, espiro, appoggio, no, prima la gamba, mi sistemo, vado, adesso inspiro e rimango lì, respirate normalmente, 4 secondi lenti, 1, 2, 3, 4, inspiro, espiro, giù, adesso mi chiedo, che bello, va via? Ah no, chiudo gli occhi, adesso ascoltate questa musica celestiale, mollate tutti i muscoletti, ok? I muscoli che sentite in tensione li sciogliete e inspirate ed espirate con la vostra respirazione normale, vai! Mollate tutte le tensioni adesso, mollate tutte le tensioni, siete così con le mani, come fate a essere stensionate? No, non siete stensionati, siete ancora intensionati, molla, spalle giù e adesso vai, inspiro ed espiro, mollate adesso, mollate proprio, potete stare anche un po', no gobbi, ma rilassati anche al busto. Ok, adesso scivolo con le mani verso le cosce, inspiro, porto su e giù. Vai, gli do l'input, inspiro e giù, attenzione però non mi inarcate la schiena, vai, inspiro, occhio, fermi là, le dita, ancora vai, inspiro, giù, 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 vai, inspiro, cambio, vai, espiro.
vai, inspiro e torno giù. Ultima volta, vai, inspiro, apro, espiro, vai, inspiro, rimango, mani giunte. Lentamente faccio dei piccoli dondoli, senza forzare niente. Stop, mi fermo, intreccio le dita, cerco di girare i palmi verso l'alto, giù le spalle però, giù. Teneteli lì, io devo guardare le mie mani, non sono qua che non le vedo, sono lì, ok? Adesso inspiro, quindi tiro sulle spalle e lentamente butto fuori l'aria, le spalle si mollano, non le mani, le braccia, le spalle. Vai ancora, inspiro, su, vicino alle orecchie, adesso sì che potete, fatelo, e giù. Ultima volta, vai, inspiro, sulle spalle e lentamente giù le spalle, ferme le braccia, lentamente sciolgo le dita, lentamente mi stacco, appoggio, ferme lì, non andate su subito, fermo. Inclino la schiena, lentamente vengo su, sciogli, divarico un po' le gambe e adesso prendo aria grande, inspiro, fatelo lento e butto fuori, apro, inspiro e giù. Cambio braccio, vai, inspiro, espiro, inspiro e insieme, inspiro, espiro, inspiro e giù e scivolo e ciao, alla prossima!